1 ed è partito il cronometro. Lo stanno catturando, devo togliere i braccioli, viene una lotta via da Ridley. Veramente non sta tirando via il bambino più che il bracciolo, sta tirando via il braccio. Ce l'ha fatto finalmente. Finalmente se l'ho fatta mettere sui braccioli. Ecco che parte dalla... adesso cominciano i muovimenti. La concorrente del Canton Balì sta cominciando a entrare nella gabbia. Io adesso, Alessandro, l'anno scorso non me lo ricordo, ma c'erano già i braccioli? Sì, erano introdotti l'anno scorso. Quello sì che è un bel imbroglio. Sembrava una cosa da nulla, invece si è rivelata. La cosa più difficoltosa è tirare i braccioli adesso. Perché attraversare la gabbia con gli elastici e i braccioli addosso non è assolutamente facile. E poi con quei gommini. Comunque tutto si determina al gioco dell'arancia, perché abbiamo visto per esperienze degli anni passati che l'arancia è quello che fa perdere. Vero che la piana lo sta già portando avanti l'arancia. Con l'arancia si può recuperare tantissimo tempo, anche se non è dietro. Bravissimo, il giocatore della piana ha terminato l'arancia. Siamo passati 2 minuti e 15 secondi. Ultimo attraversamento della gabbia per il rione Piana. Sta per doppiare il rione Balin. Cantamani voleva fare un favore alla piana e suonare la campanella per lei, però. Allora, manca davvero pochissimo per la piana. Azione al tempo, Gianni. E stop! Bravissima. Bravissima. Allora vediamo adesso il Canton Balì. Dai, incoraggiamo un po' il giocatore del Canton Balin, un grosso applauso. Dai. Allora siamo a 4 minuti passati. Gioco dell'arancia, me lo ricordo dopo tanto tempo fa. Dai, saluta un po' tutta la gente, dai Gerardo. Ciao. Di forte, ciao. E ciao a tutti. Ciao a tutti. Ok, va bene. Il nostro Samuele, forza Samuele, dai, ti manca poco. Sembra facile, però vi assicuro che non lo è. Tutto bacino. Colpo all'indietro.
Coraggiamo ancora un po' questo gioco. Samuele, dai Samuele! Così! Gran colpo, dai, ancora un po' su. Si cambiano i braccioli. La piana, quanto tempo realizzato Gianni? Era fatta 3 minuti e 04. 3 minuti e 04 per la piana. Adesso siamo a 5 minuti e 50 secondi per il Canton Malì, che era dei problemi a levare appunto i braccioli. Ecco l'ultimo attraversamento della gabbia della bimba del Canton Malì. È una fatta veramente intrigante questa gabbia, non vi siete sprecati quest'anno a livello di difficoltà. Adesso con una chiave lo fai anche tu i giochi, dai. Ultimi elastici per il Canton Malì. È veramente una gabbia diabolica. Forza Sara! 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 Vai Sara! A volte sembra che manca pochissimo. Sembra che Stop il Canton Malì. Ok. Ed è partita anche questa seconda manche. Con per fortuna quello non è sola. sono dei ragnetti questi ragazzi. Io vedo subito l'attacco sul bracciolo. Se ne vengono tutte, Merita un applauso o no? Ma è Spider-Man questo, il tipo. Attenzione, attenzione, non farsi male, mi raccomando. Fatto un tuffo alla Spider-Man veramente. Però notate che vantaggio che gli ha dato, Eh sì, eccolo lì. Bravissimo giocatore del ciò. Aiutate i vostri compagni a mettere i braccioli. Ok, siamo all'arancia per entrambi i rioni. Castello in leggero svantaggio, però sta recuperando. Sembrano più veloci dei rioni precedenti. È una bella lotta qua all'arancia. Siamo a un minuto e mezzo adesso. Castello è passato in vantaggio. E adesso c'è un grande colpo del Ciot che sta recuperando. Sempre in testa Castello. Gioco dell'arancia, lo facevamo tanti anni fa. Con il piccolo colpo ce l'ha fatta, Castello ha passato l'arancia. Il Ciot è poco più di metà. L'ultima gamba per il Castello. Ok, anche il Ciot ha terminato l'arancia. Passi i braccioli al suo compagno. 2 minuti
sul bracciolo, puoi rimetterlo, rimetti il bracciolo. Attenzione, finish Pastello. Allora, andiamo con i tempi. È partita anche questa. Campagnoli in vantaggio, primo percorso. Apre i braccioli, inizia la gabbia. E nella gabbia il trucco è essere piccolo. Vabbè, bisogna anche scavalcare però, capito? Diego, se vuoi provare a farlo tu, no. Attenzione, non vale appoggiarsi al legno, qua c'è una penalità, non appoggiamoci al legno. Allora, cambia i braccioli per la campagnola. Ecco che i giudici poi valuteranno. Quindi Alessandro non ci si può appoggiare alla struttura di Riano. Verifichiamo, ci sono i giudici lì, poi vi diranno cosa è successo. Beh, diciamo anche Comunque per ricordare si bisogna attraversare gli elastici, quindi non ci si può appoggiare coi piedi, saltare sui piedi sul legno, perché ovviamente si può perdere il gioco. chiamiamolo l'effetto Spider-Man. Che lanci della campagnola con l'arancia. Ecco che si cambiano i braccioli, la campagnola è quasi alla fine del percorso ad elastici. Attenzione, ci siamo quasi con la campagnola, ultimi elastici. E Sono la campagnola, finita la campagnola. Subito suonare la campanella, ricordatelo. Attenzione, finisce Duino. Ok, un applauso a questi. Uno. Ed è partito per il cronometro. Poi dicono che i focus servono, esistono 5 tempi, noi ne abbiamo bisogno solo 2, massimo 4, massimo. qui siamo in perfetta parità tra Murone e Torre, entrambi al centro della gabbia. Ora prendiamo l'incrocio, Murone sembra un po' più di difficoltà. Mentre si stava dicendo prima, la gabbia va attraversata in mezzo agli elastici. Certo. Se no loro non possono sopra perché sono belli a posto. Muro che è ancora nella gabbia, la Torre invece è l'arancia. Oltre la metà del percorso dell'arancia per la Torre. Attenzione, non battere la testa, non facciamoci male. Ok,
della torre, stiamo aspettando il Muro. Termina la lancia di Muro, passaggio di braccioli, ok, ultima gabbia. Sta arrampicando letteralmente sugli elastici. Siamo a 3 minuti e 15. Credo che sia un po' più difficile passando sopra gli elastici, forse devi mettere i piedi a terra. Però ogni rione ovviamente può scegliere il fatto o meno. Abbiamo visto la concorrente della torre e a mio avviso la bambina la più adatta a fare quella gabbia. A mio avviso, Cosa di incoraggiamento, giornale del Muro. a mio avviso la più adatta è lui con più grandino e effettivamente sei bugliato tutto dalle... Attenzione, attenzione, non si male.